Da 12 a 6 segretari di area con un direttore generale. La Regione Veneto inizia la cura dimagrante, dimezzando il numero dei dirigenti di vertice e accorpando le loro funzioni. Accorpare le aree omogenee per diminuire i dirigenti di vertice e ottenere risparmi di gestione sul modello delle aziende private. La Giunta ha votato oggi la delibera su questo argomento. Siamo passati da 12 segretari regionali a 7 segretari regionali, è la prima riduzione, poi ce ne saranno delle altre, ma soprattutto un'impostazione molto privatistica della gestione della regione. Questo intervento, assicura Zaia, servirà a snellire le procedure oltre che i costi. È la volontà di dimostrare che si può ragionare con pochi interlocutori e un direttore generale all'apice della piramide che parla e discute con i 6 capi area. Il tutto deve avvenire ovviamente senza diminuire l'efficienza degli uffici. Sulla questione della rinuncia delle deleghe regionali, Zaia è irremovibile. Noi confermiamo che vogliamo assolutamente trattenere le nostre competenze e avere ancora di più risposte dal governo in materia di decentramento amministrativo, quindi chiediamo ancora più competenze e assolutamente non se ne parla proprio di restituire deleghe. Zaia conferma poi che è al fianco delle TV locali nella battaglia per le frequenze del digitale terrestre. Per le televisioni private sono qui a dire che noi faremo la battaglia tutti assieme perché è una battaglia di libertà, di democrazia, tant'è vero che ho voluto che gli editori veneti incontrino anche il ministro Frattini venerdì e ci sarà un breve incontro affinché possa anche Frattini darci una mano nel negoziato, ad esempio, rispetto alla Slovenia. E parlando di una possibile crisi di governo legata al rapporto fra Bossi e Berlusconi, Zaia le esclude con un argomento che taglierebbe la testa al toro. Loro sono amici, c'è un'intesa unica e posso garantirvi che l'intesa che c'è tra Bossi e Berlusconi è la garanzia di tenuta di questo governo. Speriamo l'estate. Nel 2013 sicuramente.